È durato poco più di 24 ore il murales apparso nel sottopasso del Ponte della Gobba, raffigurante un Matteo Salvini in versione satanica, con corni diabolici e crocifisso in mano. Come annunciato dal sindaco Mario Conte, il disegno è stato rimosso questa mattina. Ma sicuramente, se no lo toglievo io, di persona. Da quello che ho visto mi sembrava né brutto né offensivo. Giusto perché è diffamazione, quindi è meglio che non ci siano, che può dare il cattivo esempio. Beh, era carina come immagine, quindi alternativa. Toglierlo, sì. Perché ci sono posti dove si può fare i murales e lo fanno metterlo là. Una pulizia per direttissima e sul perché di un così rapido e pronto intervento c'è chi non ha dubbi. Perché sei leghista anche lui. Avrei tolto qualsiasi altro murales che richiamava anche esponenti politici della sinistra. Io credo che la cultura debba essere altra cosa, anche per evitare di inquinare invece quel bel lavoro che dei veri artisti hanno eseguito proprio lì vicino, lungo la Restera. Veri esempi di arte urbana come questi, poco più in là, dipinti sotto gli auspici del Festival Antropica e con la benedizione delle istituzioni, sindaco in primis. Ma dalla benedizione alla maledizione il passo è breve, soprattutto quando l'arte deborda nella politica. Era un murales che aveva dei simboli politici e anche religiosi, ed era una provocazione che francamente a molti cittadini non è piaciuta, quindi è stato rimosso. Quindi va bene l'arte, ma che non sia provocazione e motivo di scherno politico. Sì, a parte che non credo che il nostro sindaco sia consapevole della differenza tra provocazione e arte. Penso che le due cose, specialmente nel secolo passato, siano andate a braccetto molto spesso. È molto più imbrattante vedere una scritta senza senso che magari una forma di espressione che poteva essere considerata quella rimossa. E in effetti un dubbio rimane. A prendere per buono il criterio seguito per i repulisti, arte sì, contestazione no, balzano agli occhi questi segni superstiti, come questo o questo, ed altri in diversi punti della città. Forme artistiche a pieno titolo evidentemente, riconosciute come tali e risparmiate dal pennello censore. O forse, chissà, era solo finita la pittura.